al nostro amico Francesco, detto Ciccio, il nostro moderatore. Salutiamo anche l'amico, ripeto ancora una volta, Massimo, che ci segue dal canale YouTube, il maestro Cleo. Live di cartomanzia e consigli in merito, quindi chiamatemi, raccontatemi la vostra storia, vi dico cosa si può fare per darvi un aiuto. Analizzeremo il vostro problema qui in diretta quest'oggi. Se mi raccontate la vostra storia, vi dico cosa posso fare per aiutarvi. Le linee libere 345 630 8172, ripeto 345 630 8172. Vi chiedo solamente di fare tap tap sul monitor e portare almeno a 10.000 il numero dei like. Condividete con i vostri amici questa live e mettete il seguo, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live. Allora ricordo sempre in ogni mia live che questa non è una live per tutti, è una live per persone con seri problemi da risolvere, è una live per persone adulte, non per le ragazzine, perché sono solo una perdita di tempo. Quindi andate dove scrivete nei commenti e perdete tempo insieme agli operatori che vi fanno la lettura delle carte. Qui non abbiamo tempo da perdere, quindi vale solo per le persone adulte, persone che hanno un problema da risolvere o da capire. Chiamatemi, andiamo ad aprire le carte, andiamo ad analizzare il vostro problema. Allora, il mio numero di telefono lo potete trovare anche nel mio profilo TikTok, trovate il link, cliccateci sopra, si aprirà il mio forum. Ma intanto, io lo ripeto ogni tanto, è 345 630 81 72, linee libere. Andiamo a rispondere alla prima chiamata, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, prego. Mi dica. Sono Tiziana da Reggio Calabria. Sì, dimmi Tiziana. Volevo sapere, sono nata il 2 marzo dell'83 e volevo sapere se vedi un amore per me. Se trovi la persona giusta? Sì. Che è successo? Non trovi amore? No, ero fidanzata ma è morto il mio compagno. Ah, mi dispiace. Che è successo? Qualche incidente? No, un infarto a 35 anni. Mamma mia. Non si capisce più niente, è una verità, non ce la dicono. Bravissimo. Noi non ci dicono una verità, siamo una banda di pecoroni. Salutiamo a Giulia, official page, che dice: buon pomeriggio maestro, vi seguo tutti i giorni da Napoli. Un abbraccio a tutta la città di Napoli. Allora, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3? 3. Ok, un attimo in linea.
troverai il vero amore. Sta qui la carta che le carte ti indicano la ruota della fortuna. In amore il sole scende con il trionfo ed il successo in amore. Quindi presto troverai la persona giusta, devi aspettare entro e non oltre la fine di settembre. Va bene. Va bene? Ok, grazie mille. Un abbraccio, Grazie. arrivederci, arrivederci. Allora, l'amica Giulia dice sono di Afragola. Un abbraccio a tutta Afragola allora, eh? Vi voglio un sacco di bene a tutti. Allora, le linee ritornano libere per coloro che vogliono parlare con il sottoscritto. Andiamo a rispondere. Pronto? Ciao Cleo, buonasera. Buonasera, prego. Senti, siccome ho da fare dei lavori al nord, volevo sapere come andrà, perché io sto in Campania. Sì. Quindi vuoi sapere se andrà bene? Se ti andrà bene? Sì, sì. Quanti anni tieni? Che segno sei? Sono Leone 60. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Il 3. Ok, un attimo in linea. Allora, ti andrà bene, anzi benissimo, però devi fare attenzione un po' alla tanta invidia che c'è intorno. Ho capito. Sì, perché è molto lontano, vedi, è quasi vicino alla Svizzera, Sì. quindi ero un po' preoccupata. Adesso No. sono andata a vedere un po' la location per vedere un po'. Andrà a gonfie velo, guarda, è veramente ottimo, perché mi esce la carta delle stelle, la ruota della fortuna, ecco qua, e il viaggio, lo spostamento che ci sarà, che andrà a buon fine, perché mi esce anche la carta del successo. Va bene, bella risposta, bella, non me l'aspettavo. Quando è bella, quando è brutta, ahimè, è brutta. Certo. Non me l'aspettavo veramente, Cleo. Auguroni. Ho fatto tanti pensieri, sai, ho detto, ma dai, troppo lontano, chissà. No, vai tranquilla, volere e potere. Va bene, grazie mille, Cleo. Arrivederci. Pronto? Ciao, volevo porre una domanda, se era possibile. Prego. Pronto? Sì, ti sento, se parli ti sento. Io ho detto volevo porre una domanda, se era possibile. Ho detto di sì. Ah, ok. Allora, io dovrei fare, diciamo, una questione un po' delicata dei bambini. Dovevo fare delle altre udienze, volevo sapere se c'erano possibilità per dopo Natale, nell'anno nuovo, che ci sarà un ricongiungimento familiare. Vediamo un po'. Quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, io sono Scorpione e sono del 95. Allora, 1, 2 oppure il 3? 2. Il 2? Sì. Ok, un attimo solo.
io vedo poca possibilità, però quel poco ci sta. Perché dico questo? Perché io vedo un po' tutti accaniti su di te. Vedo tanta malvagità intorno a te, quindi c'è stato un po' un caos enorme che ha portato a tutto questo. Quindi datevi una calmata, datevi un po' una calmata di animi, perché possibilità c'è ancora, anche se minima. Ok? Posso chiederti, non so se è una cosa inerente, se vedi nell'amore com'è la situazione? No, dovrei farti di nuovo una lettura di carte, dovessi richiamarvi per dare spazio agli altri. Ok, scusa. Vabbè, di niente, figurati, un abbraccio, ciao, 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 buona ciao. giornata. Ciao. Allora, Giulia dice, si ricorda quel fatto di quello ragazzo che avevo chiamato 2 volte, mi dispiace molto, non volevo essere maleducata, mi date fiducia e speranza. E non ricordo, Giulia, bella mia, non mi ricordo perché mi chiamano tanta gente, poi mi sono fatta anche un po' vecchiarello, come faccio a ricordare tutto? Ciao Emma, buon pomeriggio e buona diretta a te. Il ragazzo, ah sì, sì, il cantante, l'artista. Ma chi toffa fa? Giulia, chi toffa fa? Chi toffa fa? Grazie Stelafo. Stenafo, grazie, 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 grazie delle rose. Giulia, chi toffa fa? Chi toffa fa? La vita è bella, va vissuta giorno per giorno con le persone adatte. Ciao Raffaella, finita, buon pomeriggio. Anche a te, grazie. Grazie, grazie su YouTube a tutti. Allora, linee libere 345 630 81 72 per parlare con il maestro Cleo qui presente. Pronto? Voce, 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 non ti sento. Lontano ti senti, togli il viva voce, avvicinati al telefono. Subito, chiedo scusa. Ecco qua, grazie, dimmi. No, volevo fare una domanda. Praticamente sto attraversando una situazione sentimentale un po' complicata, volevo un po' sapere come andasse. Come no? Quanti anni c'hai? Che segno sei? 44 leone. E la tua lei? 46 bilancia. Ok, allora vuoi sapere se questa storia avrà continuità? Esatto, sì. 1, 2, 3, scegli. 3. Un attimo solo. Allora, c'è un po' di caos in questa coppia, Sì. però è ancora salvabile la cosa, nel senso io vedo che si può salvare questo rapporto se dai un po' più libertà alla tua compagna. Alla tua? Alla tua compagna. Sì, grazie. Devi dare un po' più libertà, perché il tuo carattere di voler bene a modo tuo, perché tu ami, vuoi bene questa persona, ci tieni a questa persona, però lo comunichi in modo sbagliato. Sì, infatti sono io il problema, Lo so. lo riconosco questo, E allora, questo difetto.
se te lo riconosci, datti una regolata, perché se no ti porta solo ed esclusivamente a una distruzione di coppia. Va benissimo, grazie. Va bene? Grazie, gentilissimo, grazie. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Davide, Sì, 47 anni, sì. Toro. Ti volevo chiedere sulla mia ex Paola, bilancio, 52 anni. Mhm. Ecco, ti volevo chiedere se adesso è un periodo dove non ci stiamo sentendo né vedendo, per cui che non so, se ci sarà un ritorno, se ci sarà un riavvicinamento da parte sua. Allora, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? 47 Toro, Lei invece? bilancio 52. Perfetto, scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. 3. Ok, un attimo in linea. Anche in questo rapporto c'è poca fiducia entrambi, dovuto un po' al passato, però attenzione, perché il passato pesa un po' sulle vostre coscienze. Quindi che succede? Che ognuno di voi non ha fiducia dell'altro. Nei rapporti di coppie noi pensiamo che la bugia possa servire per salvare un rapporto. Invece no. La bugia serve quando si incontra davanti la novellina. Allora, la novellina non se ne accorge della tua bugia, ma quando hai davanti a te una persona che già ne ha passato tante di crude e di cotte, la bugia viene a galla, ma molto molto velocemente. Quello che è successo in voi due. È vero o mi sbaglio? No, vero. Quindi questo rapporto si potrebbe ancora salvare perché questa persona ci tiene a te, ci tiene a te purtroppo, però devo dire purtroppo perché... No, è vero. No, ti dico questo perché detto, me lo devi permettere, tu sei un macello. Tu sei diabolico con la mente. E allora ecco qua che questa persona non sa più cosa deve pensare, non lo sa. Quindi sia un po' più te stesso e dimostri quello che c'hai dentro, non lo nascondere. Auguroni. Quindi c'è ancora possibilità? C'è possibilità, perciò ti sto a dire queste cose. Ah, ok. Grazie. Arrivederci. Molto gentile come te. Prego. Allora, non sono un cartaro, attenzione, non sono un cartaro. Questo sono sempre io. All'età di 20 anni, qua avevo 20 anni,
Oggi ce n'ho 63, ragazzi, quindi è un bel po' di tempo che io sono in questa attività. Non sono un bla 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 con la bocca. 30, sto da 30 anni, da 20 anni. I cartari sono bravi attori, mettono la maschera e vi prendono per il culo. Qui è realtà. Se andate su YouTube trovate questo video dove io sto in TV, già all'età di 20 anni con le carte in mano. Ma siccome voi tanti siete abituati a vedere questi 4 fannulloni con le carte in mano, sempre con la stessa maglia addosso, senza denti in bocca, zozzosi con le carte in mano, e voi li chiamate per fargli le donazioni, ma andategli a fare una bella spesa al supermercato, portatela a questa povera gente, perché questi qua hanno bisogno solo di questo, di un po' di spesa per mangiare, credetemi, perché voi avete perso la testa. Voi siete abituati ai qua qui su TikTok, non vi trovate tra la gente per bene. Linee libere 345 630 81 72, 345 630 81 72. La copia di chi segue, hai perfettamente ragione, Giulia, ti voglio bene. Pronto? Salve, buonasera, Santone. Sono Grazia, ci siamo sentiti un mesetto fa. Sì. E niente, mi avete risposto alla domanda che io vi ho fatto, però mentre leggevate, mi davate questa risposta, mi avete detto che comunque mi dovevo guardare un po' intorno, perché poi abbiamo dovuto staccare, non abbiamo potuto approfondire. Adesso la mia domanda è questa e vorrei, se possibile, sapere se mi può dire più o meno da chi mi devo riguardare, se è qualche familiare, se è qualche amico. Per consulti completo mi trovate in privato al solo costo di 30 euro e ti do tutte le spiegazioni dalla A alla Z, ma in questa live, siccome non ho tempo da perdere, è solo per una domanda e una risposta, quindi il tuo caso io dovrei mettermi qui a indagare, a vedere, attenzione, a analizzare da dove vengono le cattiverie che tu c'hai intorno, ma non è possibile, mi dispiace. Ma sempre su questo numero quella di non chiamare? Sì, questo è il numero, dovete chiedere tramite WhatsApp e io vi mando l'estremo pagamento, tutto qua, perché il mio privato, la mia privacy va pagata, tutto qua. Certamente, ovvio. Va bene? Va bene, allora scrivetemi in privato. Arrivederci. Arrivederci. In questa live non dovete pagare niente, tutto gratuito, gratis, non si paga, ma in privato la mia privacy, il mio tempo preziosissimo, va a peso d'oro, ok? Non la do in pasto a gente qua che è in giro qui su TikTok. Voi maltrattate me, io maltratto voi mi trattate bene a me, io tratto bene a voi. C'è un detto a Napoli che dice tecet e dam ruriscendan. Pronto? Buonasera. 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 Prego. Allora, Cleo, volevo sapere un attimino la mia situazione, diciamo, matrimoniale, perché io invece a questa parte, diciamo, che non è che stiamo tanto di buono, non mio marito, diciamo. Sì, da quando anni? Siamo per una discussione banale, stiamo da 3 anni insieme.
Com'è? Fate una discussione, state già una messa a appiccicare? Lui si appiccica, sta lì, ma bravo, sì. Piglia a calci. Non ho capito. Prendilo a calci. Ma infatti io l'ho detto, ma la berga, ma come mai? Ma si deve stare così, e quanto vale? Allora, Però vediamo. ti devo dire una cosa, tutto questo parte, perché lo devo dire, da quando lui è andato a lavorare in un bar nuovo da circa 2 anni. Però quando mi vede che vado dentro questo bar, voglio capire un attimino se c'è qualcosa che non va, vero? Perché io ho dei dubbi, ma non lo so se la capa che mi sta flashando, non lo so. Vediamo, quanti anni tieni tu, che segno sei? Allora, io sono pesce, ho 46 anni, per bilancia ho 43 anni. Tra poco 44. Vediamo, allora scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. 3. Perfetto. Allora, ti dico subito, un'altra donna, sinceramente, io non la vedo. Però secondo me ha qualche vizio di gioco, penso io. Ah, beh, Non accanita. è un'altra cosa, il vizio del gioco è un'altra cosa. Perché credo, cioè, diciamo, non c'è proprio questo entusiasmo della famiglia. Sì, perciò ti sto a dire, cioè lui è come se si è estraniato un pochettino da quelli che sono i valori della famiglia. Ma ci conviene, perché poi finire la corda si dice. Hai perfettamente ragione, però io ti dico, un'altra donna non c'è, assolutamente, non c'è. La discussione che avete avuto mi esce, il fatto che non si sa i soldi dove vanno a finire. Ma anche lui mi dà quello che mi deve dare, sì. Però comunque non è che quello che guadagna lui. E appunto. Senti, allora, questa persona, io da quel che vedo dalle carte, è una persona che sta attraversando questo suo periodo. Sì, sta passando questo suo periodo di assurdità. Ma se vengono spizzi, lo so, bella mia, ma quando succedono... No, ma quando succedono queste cose si deve prendere una seria, diciamo, provvedimento, un serio provvedimento. Sì, ma infatti io ho detto che ho parlato con l'avvocato, visto l'avvocato e tutto, cioè la mia di carte strappate. Ma allora, devi parlargli con calma, con serenità. E non si può parlare proprio con una bilancia di calma, non si può parlare proprio. Senta a me, mandala a fanculo. Mandala a fanculo e fai prima, chiudi la porta e cacciala fuori. Ma quando una persona non vuole essere salvata, non vuole essere aiutata. Ma se capiamo che sono 23 anni. Ma appunto ti sto a dire, quando una persona non ti capisce, non vuole essere aiutato e vuole fare di testa sua, ma mandala a chi lo paese, mandala a fu barbone. No, io penso che ci fa fare il barbone. Capisci o no? Perché non è giusto, non è giusto. Allora, la prima cosa in un rapporto ci deve essere... non c'è proprio quella cosa che parla. Parlo da sperata, da ricevere parole, da quando non c'è in un rapporto
soprattutto Dialogo. il dialogo, soprattutto il rispetto. Bravissima, sì, quindi salvi le sue parolacce, questo. E non va bene, allora parlaci, vedi di parlargli con calma, con serenità, e se poi... E allora mandala a fangulare, ma chi tu fa, che la vita è breve, sia il tuo sangue, bella mia. È già una Ah, vivi la vita, goditi questo che ti resta della vita, ma che te ne frega. Non vedi la pacificazione, Cleto, su questo? No, io vedo lui che è di malafede. È falso, Cleto. O essere libero, fa quello che può e non può essere gestito, non vuole essere comandato. È falso. Sì. E vedo ancora altre discussioni in arrivo, sinceramente. No, ma è falso, tanto. Ok? Sì. Grazie Leo, buona serata. Ciao bella, ciao. Grazie. Salutiamo l'amico Roxy Pirrell, buon pomeriggio, dice, buona diretta a lei e tutta la live. Poi salutiamo l'amico Francesco Magro, cioè il nostro amico Ciccio, il nostro moderatore, che dice buona diretta maestro e i suoi consigli sono preziosi come sempre. Grazie Francesco. Giulia Ufficial dice questi farabutti li devono mettere in carcere e buttare le chiavi, maestro, rubano i soldi alla povera gente, voi si vede che siete onesto e vi stimo. Grazie Gioia. Pronto? Buongiorno maestro Cleo. Buongiorno. Per la sua bravura. Grazie. Volevo chiedere una cosa, se quest'anno riesco ad avere il tempo pieno a scuola perché ho bisogno proprio di guadagnare, e di solito gli altri anni mi telefonavano, mi dicevano vieni giù a firmare il contratto di perché io lavoro part time, Sì. un'integrazione di altre 2 ore così il tempo è pieno. Quest'anno mi hanno telefonato, mi hanno detto se in caso se sono disponibile, però poi non mi hanno più ritelefonato per dirmi che mi danno il tempo pieno. Allora le volevo chiedere se vede che è un tempo pieno per me, perché sinceramente ne ho bisogno proprio per tutti i problemi che ho io. Vediamo, quanti anni c'hai, che segno sei? Sono del cancro, ho 60 anni. Perfetto, un attimo, 1, 2, 3. 3. Perfetto, un attimo in linea. Carte mi danno questa affermazione, quindi mi esce la ruota della fortuna vicino al mondo e il dono, quindi sta a indicare che presto verrai chiamata di nuovo. Ma presto, aveva detto presto, va bene. Maestro Cleo, le faccio i complimenti per la sua dolcezza, la sua bravura e la sua soprattutto onestà. Grazie. Peccato che abito molto lontano, se no sarei già da lei a fare un consulto. Grazie signora, non si preoccupi. Un bacione. Arrivederci, un bacio. Ma non è detto che magari faccio un giro e vengo giù dalle sue parti. Come no? Sarà un onore per me stringere la mano, come no? Grazie, un abbraccio grande. Arrivederci. Io volevo spiegare una cosa molto importante. Per voi tutti, alcuni di voi dico, che vogliono... Che è successo?
Allora, alcuni di voi, dicevo, che fissano appuntamenti nel privato per un consulto in privato e pensano che io mi metto lì in privato a parlare. I miei consulti in privato sono come io li faccio in questa live. Vado a puntare il problema e vado ad analizzare il problema. Non sto in privato per farmi la chiacchierata, perché se volete fare la chiacchierata con me, fissatemi un appuntamento dentro a un bar. Ci sediamo dietro al tavolino, gustiamo un bel caffè insieme e ci facciamo una bella chiacchierata. Ma non è il modo di fare consulti in privato. Pronto? Sì, buonasera, sto seguendo la vostra live. Prego. Salve, allora ascoltatemi, io ho chiuso da poco una relazione importante, volevo sapere un attimo come si evolve la situazione mia per le sentimentale. Sì. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? 23 Toro. E lui? Allora, lui è Bilancia ed è del 93, quindi deve fare 29 anni. Da quando si è finita questa relazione? Un paio di mesi. Quindi vuoi sapere se ci sarà un ritorno? A parte lui, perché in realtà dopo di lui ho avuto un'altra conoscenza, volevo sapere proprio se riesco a trovare un amore stabile. Ah, ok, quindi andiamo a vedere tutto dal nuovo. Sì, grazie. Prego, 1, 2, 3. 2. Un attimo solo. Allora, tu stai attraversando un certo periodo di ansia dove sembra che tutto vada che tutto vada contro di te. Allora, quando succedono queste cose che non trovi pace sentimentale, spesse volte succede che chiunque tu incontri sul tuo cammino non sia quello giusto. Quindi che succede? Che devi darti un po' una calmata, una regolata e soprattutto devi fidarti quando più poco possibile, perché tu sei una persona talmente buona, talmente con il cuore grande che pensano che tutti siano come te. Non è così, perché l'umanità è cattiva. Allora, tu incontrerai la persona giusta e sta qui e indossa un tipo di divisa. Ecco, poi vai a vedere su YouTube, se vuoi vai a vedere il tuo consulto, perché sto facendo vedere delle carte che tu su TikTok non puoi vedere. Poi se vai su YouTube al canale Il Maestro Cleo trovi questo video. Allora, queste 3 carte qui stanno a indicare appunto che incontrerai la persona giusta, indossa un tipo di divisa e lo incontrerai tutto questo mese di settembre. Ah, quindi è una cosa breve, voglio dire. Eminente, sì. Sì. Ok? Va benissimo, grazie mille davvero. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto maestro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, prego.
mia madre, perché praticamente le spiego, non stanno più andando d'accordo con mio padre e mia madre vorrebbe fare spazio, diciamo, per una separazione. Volevo capire un attimino come si evolverà la cosa. Mamma quant'anni c'ha, che segno è? 59 Scorpione, E papà? 59 Toro. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3. Un attimo solo. Allora, amica mia, anzitutto vedo in questo rapporto molte bugie e troppe falsità. Tu mi hai chiamato per sapere la verità, io ti devo dire la verità. Poi lascia perdere i miei consigli, prendi i tuoi. Io amo dire la verità. Quindi è un rapporto che si basa su bugie e falsità. Tuo padre sicuramente, perché le carte me lo danno come una persona che cerca di non arrivare alla conclusione di questa separazione. Quindi mamma si dovrebbe dare un po' una calmata, perché sta in una fase di non sappiamo se è nervosismo, che cosa è, ma sinceramente la leggo nelle carte una persona che non sa nemmeno lei cosa vuole, ed è una persona che vive di belle fantasie. Quindi questo rapporto dal mio punto di vista barcolla ancora, ma io non vedo una conclusione, sinceramente. Perciò di a tua mamma si dia una calmata. Tutto qua, va bene? La ringrazio, maestro. Arrivederci, arrivederci. Io le cose le devo dire, purtroppo. Pronto? Pronto, buongiorno maestra, le volevo chiedere una cosa. Sì. Vorrei sapere se questo ragazzo prova qualcosa nei miei confronti o se invece no. Se è possibile. Sì, quanti anni c'hai, che segno sei? Io un acquario, lui ne ha 22 ed è nato a luglio. Della? Non ho capito. C'ha 22? È nato a luglio. Ah, ok. Tu invece quanti anni c'hai? 20 e sono acquario. Allora, vediamo se ti puoi fidare di questa persona. Sì. 1, 2 oppure il 3, cosa scegli? 3.
abbastanza sincero, quindi dal mio punto di vista ti puoi fidare di questa persona, anche se lui, siccome esce fuori da una precedente storia, e quindi è un po' ancora turbato, hai capito? Passato questa cosa, vedrai che andrà sulla retta linea. Ok, grazie mille. Arrivederci. Ciao. Allora, dalle 16:30 in poi rispondo in privato per consulti in privato a pagamento al solo costo di 30 euro. In privato il costo è 30 euro. Chiedete tramite WhatsApp e vi spiego in che modo è possibile fissare un appuntamento. Pronto? Sì, salve, buonasera. Vorrei fare una domanda per un ritorno. Sì, mi dica. Allora, io sono cancro 38, lui 40 rete. Mhm. È andato via 9 mesi fa. Ogni tanto mi arriva qualche messaggio, però volevo capire se ci fosse poi una ripresa. Vediamo subito. Grazie. Prego, scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. Uno. Niente, le carte non me lo danno una persona con buone intenzioni, me lo danno una persona che praticamente sì, ti fa lo squillo per vedere tu cosa fai, come ti comporti, e praticamente sulle se spassano a poco, capito? Quindi niente. Se tu vuoi spassare pure tu, accettalo e fate una bella spassata. Ok. Non vedo una persona nuova, no? Questo, Per me. questo qua è da lasciarlo perdere perché non qua. Sì. Ok. Mo vediamo se nella tua vita nasce qualche nuovo amore da prendere in considerazione. Va bene? Esatto, questo. 1, 2 o il 3. 3. Allora, troverai un nuovo amore, ma non subito, ma passerai un bel Natale. Ok. Ok? Grazie mille. Auguroni. Molto gentile. Prego. Salve. Questo sono sempre io, lo voglio ricordare ogni tanto all'età di 20 anni, ok? Qua sto io all'età 63 anni, 20 anni. Fate un po' un calcolo e vedete chi sono io. Pronto? Sì? Sì, buonasera. Buonasera. Sì, sono Massimo. Volevo sapere sul lavoro se fai quella promozione, quella
Cioè, vuoi sapere se... c'era una promozione, uno spostamento dell'azienda, lei mi ha detto. Vediamo se ci sarà riuscita, ok? Ecco, perfetto. Quanti anni c'hai, che segno sei? Segno bilancia, ho 56 anni a ottobre. Auguroni. Allora, 1, 2, 3. 3, visto che il giorno del mio. Perfetto. Sì, ci sarà un'ottima riuscita. Il periodo adatto ottobre. Ottobre? Sì. Allora è confermata quella cosa che mi ha detto tempo Sì, fa. almeno le carte mi dicono questo. Va bene, ok. Auguroni. Okay. Grazie, Arrivederci. Prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi ci sarà. Dopodiché sarò in privato per consulti riservatamente in privato al solo costo di 30 euro. Pronto? Ultima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao, chi è? Senti? Sì. Ciao. Ciao. Sono Elisabetta. Dimmi, Elisabetta. Dimmi, ma troverò un fidanzato? Vuoi sapere se trovi un fidanzato? Quanti anni c'hai? Che segno sei? 60. Sì. Appena compiuti. Leone. Leone. Allora, 1, 2, 3. E 1. Sì, Elisabetta, tu troverai un fidanzato. Ti verrà presentato da qualcuno, un amico, e nascerà qualcosa tra di voi di importante. Ok? Quindi una cosa seria. Sì, Bene. sì. E quando succederà questo secondo te? Questo io suppongo che da adesso al fine settembre. Veloce quindi la cosa. Sì. Quindi sarà una cosa diversa da quella che ho avuto precedentemente, non si vede denti. Dipende come si prende il cammino. Capito? Come si prende il cammino? È chiaro. Tu che sei del segno del leone e ogni tanto ti addormenti all'impiedi, datti una svegliata. Capito? Ho capito. Datti una svegliata. Va bene. Grazie, sai. Arrivederci. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao bella. Ciao. Allora, miei cari amici, da stop con le telefonate, da questo momento in poi io rispondo in privato per consulti a pagamento il suo costo di 30 euro, ok?
Per coloro che hanno bisogno di parlare con me nel privato potete farlo, tutto nel modo riservato aum. E quindi io vi ringrazio per la vostra squisitezza d'ascolto. Salutiamo tutti gli amici che mi seguono da YouTube, l'amico Rox Pirrello che dice: maestro, sempre grazie per i suoi consigli preziosi, una buona serata. Grazie anche a te, buonasera. Salutiamo l'amica Giulia da Fragola, salutiamo l'amico Ciccio, salutiamo Raffaele Affinito, salutiamo Emma Sherry, insomma tutti voi che mi seguite su YouTube, che mi avete iscritto. Poi vado a salutare tutti voi che mi seguite su TikTok, se avete messo il seguo vi arriverà la notifica nella prossima mia live, perché non so mai quando sto in live. Un abbraccio a tutti, da questo momento in poi ci sentiamo in privato. Ciao a tutti, alla prossima. Mentre per voi di YouTube un caro abbraccio e a risentirci alla prossima mia live. Ciao a tutti.